Il Pietro Cangemi va in scena un nuovo appuntamento nel campionato Under 15 provinciale. Il Torre Grotta è chiamato a dare continuità alle buone prestazioni, comunque con qualche intoppo delle ultime uscite. Arriva infatti la formazione di Larnè dall'ultima sfida terminata 5-5 contro il Camaro, gara ricca di gol, spunti positivi sul piano offensivo, meno su quello difensivo. L'avversario di giornata è il Città di Villafranca, reduce dalla sconfitta esterna sul campo della Folgore Milazzo. Tutto pronto per raccontarvi del film del primo tempo il Torre Grotta con Cicero Giorgianni, Piro Arnaud, Costanzo, Colasanzio, Anastasi, Sottile, Antonazzo, Anastasi e Manna. Siamo pronti per raccontarvi del film del primo tempo. Dopo 3 minuti Costanzo serve Manna che davanti al portiere Minuto non sbaglia, lo batte con questo preciso piattone destro 1-0 del numero 7. All'8° ancora Torre Grotta, Arnaud dalla sinistra ingaggia il duello con l'avversario, riesce a passare spalla contro spalla, mette il cross sul secondo palo, non riesce Antonazzo ad arrivare all'appuntamento con la rete. Al 12° la risposta dei biancoverdi, Città di Villafranca in avanti col lancio di Simone Rebici per Mascaro che va a calciare anche bene. Cicero molto bravo ad opporsi nel calcio d'angolo. Al 13° il Villafranca trova il gol del pareggio direttamente da calcio d'angolo. Rebici disegna questa traiettoria beffarda, il portiere riesce solo a sporcarla, non ad evitare il gol dell'1-1. Al 24° Anastasi però recupera il pallone in zona offensiva, si lancia verso la porta e con questo preciso diagonale destro fa 2-1 nuovamente in vantaggio la formazione padrone di casa. Mezz'ora di gioco, tiro di Giorgianni, Minuto in presa plastica. Al 33° il Torre Grotta torna a bussare in zona offensiva grazie al calcio d'angolo di Costanzo per Arnaud che di testa impegna Minuto e poi il pallone viene deviato dal Legno. Finisce così il primo tempo al Pietro Cangemi. Il Torre Grotta è avanti sulla Città di Villafranca per 2-1 grazie alle reti di Manna, Anastasi al gol biancoverde parziale del pareggio di Rebici. Partiamo con il film della ripresa, entrano Mostaccio e Scibilia, poi al 37° il Villafranca sembra uscire meglio dagli spogliatoi. Romeo per Cannizzaro va a calciare da buona posizione, il portiere Mostaccio vola e para. Minuto 40, batte ancora il Città di Villafranca, punizione di Rebici, il pallone dopo un batti ribatti in area di rigore rimane buono per la conclusione che finisce anche in rete, ma per il direttore di gara c'è un fallo in attacco, annullata la possibile chance da pari del Città di Villafranca quando sul versante opposto il calcio di punizione di Giorgianni finisce sulla traversa. Al 47° nuova punizione, Nassasi, correzione da parte del portiere che evita, che sventa, bravo coglitore. Minuto 55, terzo calcio di punizione, Giorgianni, il suo è un assist di fatto perché Arnaud la corregge, la pizzica in rete, fa 3-1, entrano Formica e Abate, entra anche Fogis. Arriviamo al 60°, il momento di Cangemi e Aloi a 5 dalla fine, l'ultima occasione del Città di Villafranca, ospiti in avanti in area di rigore con il capitano Mascaro che prova in mezzo a due avversari a farla passare. Il rimpallo sembra premiare ancora il Città di Villafranca, sempre con Mascaro che si gira altrettanto bene in area di rigore. Mostaccio è bravissimo e mette in calcio d'angolo, finisce così la sfida. Al Pietro Cangemi ritorna alla vittoria il Torre Grotta di Larnello, fa per 3-1 contro il Città di Villafranca. Amici di Wisport è tutto, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.